Cos'è la videoarte? Beh, la risposta più semplice è quel ramo dell'arte contemporanea in cui gli artisti presentano dei video come opere d'arte. Sì, ma questa è la risposta tecnica più semplicistica. La videoarte si può essere anche considerata l'ultima delle neo-avanguardie, ma io mi chiedo cosa è veramente nel profondo, dal punto di vista poetico, la videoarte. Beh, un grande videoartista come Bill Viola, di cui vorrei parlarvi brevemente oggi, sembra dare questa risposta. La videoarte è il mezzo più nuovo per far rinascere e rivivere la grande tradizione della pittura classica. E questo è ciò che ci dice Bill Viola già dalla sua prima importante opera, The Greeting, che egli presentò alla Biennale di Venezia del 1995. Questa straordinaria opera non è altro che una fantastica, ma è sempre una trasposizione di un'opera pittorica, cioè della deposizione del Pontormo. Infatti, sia nell'opera di Bill Viola che nel dipinto antico vengono raffigurate delle donne, in particolare il gigante del manierismo italiano ci presenta l'incontro tra Maria, in attesa di Gesù, e sua cugina Santa Elisabetta, a sua volta incinta di San Giovanni Battista. Ma Bill Viola non si limita a raccontarci l'aneddoto biblico, bensì egli ci mostra semplicemente, ma potremmo dire grandiosamente, l'incontro fra tre donne. In particolare la figura più interessante, secondo me, o quella che mi ha colpito maggiormente, è quella terza figura femminile che sembra in qualche modo interrompere il dialogo e anche interrompere il tempo. Quest'ultima infatti si avvicina alla più giovane del gruppo, le sussurra qualcosa all'orecchio e infine le donne si abbracciano. Bill Viola quindi, come ho detto prima, non si limita a riprendere un soggetto biblico e a trasporlo in video, né tantomeno si limita a una semplice trasposizione in chiave contemporanea della cristianità, né tantomeno si limita a una esaltazione della bellezza pittorica. Egli invece, differentemente, compie un vero e proprio miracolo, il miracolo cioè di instillare il tempo nella pittura.